Caso Venezia, insulti e minacce di morte sui social, la denuncia delle lavoratrici e dei lavoratori della Fenice che dicono sulle accuse della direttrice d'orchestra mai bullizzata, e Cola Bianchi solidarizza con i dipendenti minacciati. Caso Minetti da Padova, l'ultima smentita, il direttore della neurochirurgia pediatrica conferma mai avuto contatti con la donna e mai avuto in cura il bambino. Operazione sotto copertura tra Italia e Stati Uniti contro la pedopornografia online, 3 arresti e 6 denunce, tra le persone in manette anche un 70enne bellunese. Parla l'esercente che a Venezia ha sventato un borseggio ed è stato aggredito dai baby ladri, li conosciamo ma fanno quello che vogliono e restano impuniti, dice. Entra in un negozio in centro a Padova, prova a rubare degli abiti e a fuggire aggredendo il direttore con le stampelle, fermato dai carabinieri la settimana scorsa, gli era riuscito un altro furto. 2 studenti sedicenni rapinati sotto la minaccia di un coltello da 3 coetanei fuori dalla scuola enologica di Conegliano, la polizia denuncia 3 minorenni. Per una settimana la nostra rete trasmetterà il TG Sicurezza, video e contenuti multimediali realizzati da 9 istituti del territorio e le premiazioni all'M9 di Mestre. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Subito però, come sempre, il sondaggio che lanciamo da questo telegiornale, che avrà come sempre il suo esito a Ring questa sera nella trasmissione di Ferdinando Avarino a partire dalle 20:45 e che torna a parlare di migranti, uno dei temi che si affronteranno questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. E torniamo a parlare del contestato decreto sicurezza, perché nonostante il correttivo del governo nell'ultimo Consiglio dei Ministri continua a far discutere la misura degli incentivi economici agli avvocati per i rimpatri volontari contenuta appunto nel decreto sicurezza. Allora vi chiediamo: migranti, incentivi agli avvocati per rimpatri volontari? Sì, 0422 162 6691, oppure no, non è una misura giusta, 0422 162 6690, telefonata come sempre gratuita. E continuate, ovviamente iniziate da adesso e continuate a chiamare anche dopo i telegiornali e vedremo poi questa sera nel corso di Ring quale sarà l'esito di questo sondaggio. Sono tanti i temi che affronterà Ferdinando Avarino a Ring, tra questi si tornerà a parlare ovviamente anche del caso Venezia, che resta di attualità perché arriva la denuncia delle RSU, delle lavoratrici e dei lavoratori della Fenice, che dicono: siamo stati insultati e anche minacciati di morte sui social. Orchestrali e lavoratori che di fronte alle accuse della Venezia dicono mai bullizzata. Sentiamo. Chi veramente deve sentirsi offeso e perseguitato sono i lavoratori del Teatro della Fenice, che nelle ultime ore hanno ricevuto via social pesanti offese e addirittura minacce di morte. Minacce di morte, insulti e una raffica di attacchi sui social, e questo è il nuovo fronte di tensione che scuote il Gran Teatro La Fenice di Venezia dopo la rescissione del contratto di Beatrice Venezzi. L'RSU denuncia un clima sempre più pesante e parla apertamente di minacce anche di morte ricevute online a lavoratori e lavoratrici del teatro, tanto da aver affidato la vicenda ai propri legali. Ma non basta. I delegati sindacali respingono ogni accusa di attacchi personali nei confronti della maestra Venezzi o di altre figure istituzionali, dicono. La signora Venezzi non perde occasione per attaccare i lavoratori del Teatro La Fenice. Nelle sue ultime dichiarazioni ci accusa di averla calunniata, offesa e bullizzata. Ovviamente rispediamo al mittente queste accuse. Abbiamo sempre parlato di questioni di metodo e di merito. Sulla vicenda, ormai divenuta caso politico, interviene in queste ore il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che difende la direttrice d'orchestra e lo stesso sovrintendente. Cola Bianchi ha scelto in autonomia. Reputavo arrogante la sinistra quando lo contestava perché aveva nominato Beatrice Venezzi. Non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare su chi, con la solita autonomia, ha scelto diversamente. Conclude così Bignami da Montecitorio, riaccendendo ulteriormente lo scontro politico sulla vicenda.
Nel frattempo resta aperta la questione contrattuale alla Venezia, come puntualizza da Ring Nicola Talmi, CGIL. Nei giorni scorsi si era incontrato con Colabianchi per discutere sul rinnovo della RSU. Un conto è la nomina rispetto al sovrintendente, un conto è il contratto di lavoro. Lei lo dice, privatistico. lo dice, adesso lo leggiamo. Perché qualcuno dice che non c'è, qualcuno dice che c'è. Non vorrei anche che per colpa di Colabianchi dovessimo pagare anche qualche penale. E mentre la Venezia interviene con una nota dicendo che la rescissione delle sue collaborazioni con la Fenice andrà chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, annunciando implicitamente battaglia legale, altrettanto fa sapere Colabianchi tutto sarà affrontato nelle sedi dovute, dice tramite il suo ufficio stampa. Vero è che se si arriverà ad una battaglia giudiziaria e a un eventuale risarcimento, il tema vero è: chi pagherà il conto? E intanto arriva proprio dalla sovrintendente della Fenice Colabianchi la più ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro che in questi giorni sono stati oggetto di minacce anche di estrema gravità sui social del teatro e sui profili social personali. Tali episodi, si legge nella nota di Colabianchi, sono inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza che devono sempre caratterizzare la nostra comunità. Confido, prosegue Colabianchi, che si possa ristabilire in tempi rapidi un clima sereno e costruttivo che consenta a ciascuno di svolgere il proprio lavoro con la necessaria tranquillità e dedizione. Difficile ovviamente in un clima del genere tornare alla serenità, ma è questo l'auspicio insomma di Colabianchi in queste ore. Altro tema di cui si parlerà questa sera a Ring, dal caso Venezia al caso di Nicole Minetti, che vede sulla graticola nuovamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Versioni che si scontrano e verifiche in corso mettono sotto pressione il caso Minetti. Da Padova l'ultima smentita: il direttore della neurochirurgia pediatrica ribadisce di non aver mai avuto contatti con la donna e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino. Sembra essere sempre più incrinato il quadro che ha portato alla grazia dell'ex igienista dentale nonché ex consigliera regionale in Lombardia Nicole Minetti. Il direttore della neurochirurgia pediatrica e funzionale dell'azienda ospedale Università di Padova, Luca Denaro, ha smentito uno degli elementi chiave della vicenda. Il professore ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con la donna, né tantomeno di aver visitato il bambino adottivo uruguaiano, contraddicendo di fatto quanto riportato nell'istanza di grazia. Nel frattempo, la Procura Generale ha avviato accertamenti urgenti su quelli che definisce fatti gravissimi, mentre il Quirinale ha chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia su possibili falsità nell'istruttoria. Una vicenda dai troppi lati oscuri, quella legata alla cancellazione delle condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, che Minetti avrebbe dovuto scontare con i servizi sociali. Le verifiche, estese anche all'estero, potrebbero quindi rimettere in discussione l'intero provvedimento di clemenza firmato dal presidente Sergio Mattarella. Forza Italia, restiamo sulla politica, celebrerà 3 congressi regionali a maggio in Calabria, nelle Marche e in Veneto, dopo quello celebrato in Valle d'Aosta con le elezioni di Emily Rini a segretaria regionale. Le nuove convocazioni sono state firmate negli ultimi giorni dal segretario nazionale Antonio Tajani. L'appuntamento in Veneto il 21 maggio alle 18:30 al Best Western Tower di Padova e come sapete in questi giorni Flavio Tosi ha fatto sapere di andare verso la candidatura unica a segretario coordinatore regionale di Forza Italia per restare dunque alla guida del partito in Veneto. 21 maggio dunque il congresso regionale di Forza Italia. Apriamo la pagina della cronaca adesso con una operazione sotto copertura tra Italia e Stati Uniti per smantellare un giro di pedopornografia online, 3 arresti e 6 denunce e tra le persone finite in manette c'è anche un 70enne bellunese. L'hanno denominata Mad Hatter, cappellaio matto, in riferimento al celebre romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie, per rappresentare l'idea di un mondo distorto o fuori dalla realtà, come quello del celebre personaggio. Un'indagine lunga e complessa, iniziata nel 2024 e condotta sotto copertura negli ambienti criminali della rete, che ha portato a smantellare una rete di diffusione di materiale pedopornografico. 3 le persone arrestate in flagranza di reato, 6 quelle denunciate. In manette un 70enne residente in
provincia di Belluno con precedenti specifici, trovato in possesso di un ingente archivio di materiale pedopornografico. Con lui in carcere sono finiti anche un 63enne arrestato nel Mantovano e un 28enne rintracciato in provincia di Como. Al centro dell'operazione, coordinata dalla Procura di Roma e condotta dagli specialisti della Polizia Postale di Venezia, Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma e Torino, il monitoraggio dei canali internazionali di scambio di contenuti illegali, con il supporto dell'FBI, che ha consentito di acquisire informazioni utili a dare un volto e un nome agli attuali indagati. Gli investigatori hanno individuato migliaia di file dal contenuto raccapricciante, abusi su minori anche in tenerissima età, in alcuni casi realizzati e manipolati con l'uso dell'intelligenza artificiale. 9 le perquisizioni domiciliari eseguite in tutta Italia, da nord a sud, con l'impiego di circa 50 operatori specializzati. Oltre ai 3 arresti, la Polizia Postale ha denunciato a piede libero 6 persone di età compresa tra i 30 e i 70 anni, residenti nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone. Dura la reazione delle istituzioni. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, parla di reato gravissimo e odioso e sottolinea l'urgenza di rafforzare le tutele per i minori online, rilanciando la necessità di limiti più stringenti all'accesso ai social per i più giovani. Ancora la cronaca e torniamo a parlare dell'omicidio di Marco Cossi con le novità dell'inchiesta. Nuovo sopralluogo della polizia a casa di Samuele Donadello, il 46enne padovano in carcere con l'accusa di aver ucciso Marco Cossi, il 48enne originario di Latisana, massacrato a coltellate la notte del 19 aprile in via Isonzo a Padova. Donadello si è autoaccusato del delitto, ma la sua ricostruzione del movente deve essere verificata. I poliziotti stanno cercando riscontri, analizzando i messaggi tra i due, la loro conoscenza e facendo accertamenti anche sulla vittimologia, ricostruendo tutto ciò che riguarda la storia della vittima. Donadello infatti ha raccontato di aver accoltellato Marco Cossi nel tentativo di difendersi durante una colluttazione dopo che si erano dati appuntamento in via Isonzo per parlare dell'attività di food truck che dovevano aprire insieme e che sempre secondo il racconto del killer sarebbe stata una copertura per lo smercio di droghe sintetiche. Gli accertamenti stanno proseguendo, ci saranno delle risposte che arriveranno appunto a livello scientifico, a livello appunto medico-legale e anche si sta lavorando per meglio definire e delineare il movente e anche quelle che sono state le iniziali dichiarazioni autoaccusatorie o autoindizianti. Viene chiamata confessione, in realtà più che una confessione sono dichiarazioni autoindizianti, autoaccusatorie che vanno anche queste riscontrate e quindi fra questi anche capire bene alcuni aspetti sul movente e anche sull'arma utilizzata, quindi questo stiletto, questo pugnale che ad oggi ancora non è stato ritrovato. A Venezia, ancora la cronaca, i borseggiatori sono sempre più giovani, parla la esercente del locale che è stata aggredita proprio dai baby borseggiatori perché cercava di sventare l'ennesimo borseggio. Il suo è lo sfogo di chi si sente impotente. Noi non possiamo toccare loro niente, invece noi se tocca loro fa a noi andare carriera, invece loro si può fare noi tutto. Mi dispiace tanto, il cliente viene qua, fa viaggio, rovina tutto. A parlare la titolare di origine cinese del bar-ristorante in Campo San Polo a Venezia, che ci mostra i graffi e i lividi al braccio frutto dell'aggressione, l'ennesima, subita da alcuni borseggiatori che la donna ha fermato mentre tentavano di scippare dei turisti. Sappiamo benissimo chi sono, ci racconta, e sono giovanissimi. Passano, ci mancano di rispetto, ma nessuno può far nulla. Tutti i giorni passa qua perché ruba le clienti, portare via borsa. Noi sempre non fa entrare nel mio campo, poi loro sta là a rubare, noi diciamo qualcosa, loro prende tutte le volte quando passa, porta faccia, sempre tutte le volte passa qua perché noi sempre dici no, non fai avvicinare il nostro cliente, non fai sedere, loro prende con noi, capito? Minaccia noi. In zona gli esercenti ormai riconoscono i borseggiatori che, come noto, si dividono le zone della città. Conosco le facce perché sono i stessi, tutti sono i stessi paesi. Sono tanti, pieno di Venezia, sono tanti pickpocket.
e danno fastidio per turisti, tutte le calle, stretta, poi anche supermercato, in giro. Loro vogliono solo cash tutti i giorni, tutta giornata anche le sere. Forse loro fanno turno, non lo so come fanno, però sono tanti. La rabbia tra commercianti e residenti è tanta perché, dicono, questi borseggiatori possono agire indisturbati senza essere puniti. La legge per loro non fa niente, noi non possiamo anche toccare loro niente. Guarda, io qua tutti i ragazzi, noi non ho toccato loro niente, solo loro. Perché guarda, quando tu fai denuncia, tu stai là, denuncia, loro già andano fuori, cosa conta? Non conta niente, è giusto. Un altro negoziante aggredito, ma siamo a Padova, in un negozio di vestiti, è aggredito addirittura con una stampella, sentite. Nemmeno i suoi malanni fisici che lo costringevano ad usare le stampelle lo hanno fermato. Un 41enne, originario dell'Est Europa, ha provato ugualmente a rubare alcuni capi di abbigliamento dal punto vendita OVS in pieno centro a Padova. L'uomo, però, è stato notato dai commessi, a cui ha prima restituito una giacca del valore di 50 euro, cercando poi di darsi alla fuga. Rallentato però dalle stampelle, è stato fermato da dei dipendenti sempre del negozio. Il 41enne, già noto alle forze dell'ordine, vistosi in trappola, ha impugnato le stampelle in posizione orizzontale, agitandole con violenza verso l'addome del responsabile del negozio per colpirlo e aprirsi un varco. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri ha permesso di fermarlo. È stato trovato in possesso di una polo restituita al proprietario. L'uomo è stato individuato anche quale presunto responsabile di un furto consumato la scorsa settimana nel medesimo esercizio commerciale, da cui era stata rubata una giacca in pelle e uno zaino. Dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dell'Arma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP ha quindi convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di firma. Adesso di nuovo a Venezia, il risveglio con paura questa mattina, una colonna di fumo nero che ha messo in apprensione i residenti della zona di Madonna dell'Orto. Un barchino era andato a fuoco e una persona è rimasta ferita. Poco dopo le 6 lo scoppio del motore di una barca ormeggiata nel Rio alla Madonna dell'Orto a Venezia ha svegliato i residenti, spaventato i turisti che alloggiavano nell'hotel poco distante e i degenti dell'ospedale Fatebenefratelli Fratelli. La colonna di fumo denso e scuro era visibile dal Ponte della Libertà. Dalle prime verifiche è risultato che l'incendio sarebbe divampato mentre il proprietario stava lavorando alle parti elettromeccaniche dell'imbarcazione. L'uomo, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso con un ustione alla mano. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che, una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l'area, hanno rimosso l'imbarcazione che rischiava di affondare. L'incidente è avvenuto all'ingresso degli spazi della SD Voga. Torniamo a parlare di giovanissimi, questa volta non sono i baby borseggiatori di Venezia, ma sono 3 minorenni che hanno aggredito per rapinarli 2 coetanei con un coltello davanti alla scuola. Il coltello puntato contro, le minacce, gli schiaffi, poi la rapina, protagonisti ancora una volta giovanissimi. Un copione che si ripete nuovamente, stavolta a Conegliano, la mattina del 28 marzo. All'esterno dei cancelli del Cerletti, 2 studenti di 16 anni stanno aspettando di entrare a scuola. Dovrebbero incontrarsi con una ragazza e altri giovani, ma all'appuntamento arrivano 3 loro coetanei di nazionalità albanese, rumena e marocchina di 16 e 17 anni, anche loro studenti ma di altri istituti. I 5 non si conoscono, ma bastano pochi minuti alle vittime per capire le intenzioni dei 3. Dalla mano di uno di loro spunta un coltello. Sotto la minaccia dell'arma si fanno consegnare dal 16enne i soldi che ha con sé, circa 40 euro, mentre l'amico prima viene preso a schiaffi, poi fatto inginocchiare. L'ultima intimidazione degli aggressori prima di andarsene, quando raccomandano ai ragazzi di non parlare per evitare ritorsioni. Sotto shock i 2 studenti raccontano tutto ai genitori che li accompagnano in commissariato a Sport
sporgere denuncia. Scattano le indagini della polizia, anche attraverso l'incrocio dei dati raccolti sui social, delle telecamere e delle testimonianze. Risalgono ai 3 giovanissimi, tutti incensurati, ora denunciati per rapina aggravata e minaccia aggravata dall'utilizzo del coltello. Dinamica simile alla tentata rapina dello scorso febbraio a pochi metri da questo ultimo episodio all'esterno dell'Istituto Galilei, ai danni di uno studente, anche in questo caso avvicinato da 3 minori che lo avevano minacciato cercando di portargli via il giubbotto. Solo l'intervento di un passante aveva evitato di portare a termine il piano. Nessun collegamento tra i 2 fatti, ma un modus operandi sempre più diffuso tra i giovanissimi che ignorano le conseguenze di certe azioni. Oggi la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. I dati di CGIL, CISL e UIL sugli infortuni nel primo quadrimestre dell'anno in corso. Nonostante l'inizio d'anno tragico per il mondo del lavoro, nel primo semestre del 2026 sono in diminuzione le morti bianche, 8 da inizio anno in tutta la nostra regione. Ad aumentare rispetto allo scorso anno sono invece gli infortuni di chi va e torna dal lavoro. Le statistiche parlano di un più 30% rispetto allo scorso anno. Questi i dati diffusi dai sindacati confederali in occasione della giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. La dignità del lavoro passa attraverso anche la consapevolezza che le persone che lavorano devono tornare a casa con le proprie gambe, passa attraverso la consapevolezza che evidentemente non si è fatto sotto il profilo legislativo ancora tutto quanto serve per impedire che ci sia anche una sola morte sul lavoro. Dopodiché è chiaro che noi siamo soddisfatti che almeno rispetto al primo quadrimestre ci sia una flessione così rilevante delle morti sul lavoro. L'obiettivo è azzerare le morti sul lavoro. La sicurezza non è soltanto dei lavoratori o dei sindacati, ma è un fatto di società, perché quando uno muore per mancanza di un investimento privato è tutta la società nostra che ci rimette. Perciò questa giornata secondo me deve essere un punto di partenza veramente per arrivare a 0 morti. Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire in formazione. La formazione è fondamentale perché riguarda tutti, sia i datori di lavoro e sia i lavoratori. Una formazione fatta con tutti i crismi, non quelle formazioni fatte anche online da 8 ore che non si capisce poi nulla, ma una formazione che possa veramente dare anche una cultura del lavoro, perché non possiamo andare avanti ragionando sempre e solo nella velocità degli impianti e quindi la cultura del massimo profitto. E a proposito di sicurezza sul lavoro, in occasione anche della giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, da giovedì anche la nostra rete trasmetterà il TG Sicurezza, iniziativa del progetto Scuole Geniali, video e contenuti multimediali realizzati da 9 istituti del territorio e le premiazioni all'M9 di Mestre. Ciao! Oggi vi presentiamo la prima puntata del TG Sicurezza Scuole Geniali, realizzato dai giovani per sensibilizzare soprattutto gli adulti. È con un TG prodotto dai ragazzi che all'Auditorium M9 di Mestre Sicurezza sul lavoro e stradale sono diventate protagoniste dell'evento conclusivo del progetto Scuole Geniali, Sicurezza, Educazione, Ingegneria. Appuntamento che mette al centro le nuove generazioni nella produzione della cultura della prevenzione. L'iniziativa promossa da INAIL Veneto e dall'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia con il supporto di numerosi partner. Sono scuole geniali, veramente geniali, e hanno una marcia in più loro. Sono bravissimi, bravissime, hanno creato delle cose che sono molto utili. Il piacere di vedere il livello con cui sono stati sviluppati è una cosa che ci riempie di estrema soddisfazione. Per INAIL significa investire sul futuro, su quelli che saranno i lavoratori del domani e che quindi speriamo crescano con una consapevolezza più elevata di quella che abbiamo noi. Circa 200 gli studenti provenienti dall'area metropolitana di Venezia, 9 gli istituti comprensivi del territorio partecipanti. Ragazzi e ragazze
ragazze che nel corso dei mesi hanno lavorato con il supporto di docenti e ingegneri tutor per realizzare contenuti originali e innovativi, dagli elaborati multimediali ai video prodotti. I lavori sono stati selezionati anche attraverso un concorso social che ha coinvolto circa 2500 adulti chiamati a votare online le opere realizzate dai ragazzi. Tra le prime classificate, la Scuola Olivi di Chioggia. Ehi, ciao, cosa ti è successo all'occhio? Non mi ha messo gli occhiali. Non erano necessari, avevo pensato. Hai cambiato taglio di capelli? Moderno. No, ho dimenticato di staccare il interruttore e ti metto i guanti. Vedete alle mie spalle i manifesti, si parlava di sicurezza, quindi sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale, è quella che noi ovviamente combattiamo, o meglio cerchiamo di diffondere il verbo della sicurezza stradale, che è importantissimo. TG Sicurezza andrà in onda per 7 giorni su Antenna 3 dal 30 aprile al 9 maggio alle 13:30 e in replica alla sera alle 20:50. Grazie per aver seguito il TG Sicurezza. Allora, siamo in chiusura, prima però vi facciamo sentire alcune parole di poco fa della Premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Le facciamo sentire proprio perché riguardano il caso Minetti di cui abbiamo parlato e quindi anche la bufera nuova sul Ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. Una delle domande è appunto sul caso Minetti e soprattutto sulla fiducia al Ministro Carlo Nordio. Sentite cosa ha detto la Premier Meloni poco fa. Ve lo faccio sentire. Dunque, mi fido del Ministro Carlo Nordio. Per quello che riguarda la conferma della grazia, credo che la competenza non sia la mia e immagino che questo lo sappia molto bene anche lei. Dopodiché, per quello che riguarda l'iter del provvedimento, credo che sia importante ricostruire un po' come vanno le cose in questa vicenda, perché anche io le confesso che ho appreso della grazia a Nicole Minetti dalla stampa, ho chiesto come funzioni poi la prassi, no? La prassi e il funzionamento di queste procedure. Dunque, Nicole, quindi vi dico quello che io ho ricostruito, anche poi per dire che cosa ne penso. Nicole Minetti presenta una domanda di grazia per il tramite del suo avvocato alla Presidenza della Repubblica. La Presidenza della Repubblica chiaramente a quel punto, come da prassi e come da norma, la invia al Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia in prima battuta verifica la correttezza formale della domanda e inoltra la richiesta alla Procura Generale competente, che in questo caso è la Procura Generale di Milano, che chiaramente è competente più di chiunque altro, di verificare che ci siano tutte le condizioni e dell'istruttoria, banalmente perché le procure dispongono degli strumenti, non il Ministero, non è che noi abbiamo la polizia giudiziaria. Queste sono verifiche che chiaramente per legge, per questa ragione, fanno le procure generali. Al termine dell'istruttoria, la Procura Generale trasmette al Ministero della Giustizia il proprio parere, che è favorevole, come voi sapete e avete letto, e come avviene di prassi, poi su questo torno un attimo, il Ministero della Giustizia si attiene alla valutazione della Procura Generale, confermando il parere favorevole e inviando di nuovo la pratica al Presidente della Repubblica, che a sua volta conferma quel parere favorevole, di fatto firmando la grazia. Ora, perché dico, ci torno un attimo? Perché dall'inizio di questo governo il Ministero della Giustizia ha ricevuto 1241 domande di grazia e ha trasmesso alle procure generali 1045 domande di grazia, salvo quelle che avevano dei vizi di forma per cui non potevano andare avanti, che sono meno di 200, cioè vengono tutte inviate alle procure generali. Di queste migliaia tornano con parere favorevole poche decine. Ok? Quindi a quel punto, quando tornano indietro con il parere favorevole, il Ministero della Giustizia tende a confermare il proprio parere. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.